L'asilum in latino era il tafano. È interessante vedere come anche in Ligure abbiamo una parola molto simile, col significato praticamente identico, però dall'origine completamente diversa. Sì, perché noi l'assillum latino l'abbiamo tradotto in esugiu, o asuggiu, e invece il termine, diciamo, che abbiamo in genovese, ascidia, ascidiase o lascidiu, ha un'origine un pelletto diversa, diciamo. Sì, perché nel Medioevo, appunto, il latino, diciamo, popolare medievale usava questa parola per intendere l'assedio militare di forti, castelli, città e così via. Però poi con l'avanzare dei secoli è assunto più un significato interiore, diciamo. Quindi l'assedio diventa la sete, il fastidio, però fastidio anche abbastanza cattivo, ecco. Quindi il tormento interiore, il tormento psicologico. E poi per finire l'ascidio vuol dire anche una nausea, simile all'angoscia, che è un altro termine che usiamo in genovese per intendere la stessa cosa, quindi la nausea, lo stomacaccio. E di conseguenza abbiamo anche un verbo, diciamo, in opposizione a ascidiase, che è derscidiase, che serve appunto a intendere il sollievo e appunto il recuperarsi un po' da questo stomacaccio, da questa ansia, da questo fastidio interiore, diciamo. Niente, ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo a un altro episodio con l'anonimo senese. Ah, senza contare che ci sono altre lingue del nord Italia, come il Veneto, come abbiamo letto in uno dei commenti sotto al tuo video, che appunto ci dice che questo verbo si trova anche in altre, ecco, in altre varietà linguistiche. Quindi vedi che è interessante come nella diversità siamo alla fine molto simili e ci sono tantissimi collegamenti da nord a sud, ecco.